8 dei 16 comuni che non hanno consegnato le reti idriche a Girgenti Acque si sono visti riconoscere dal lato idrico la possibilità di gestire autonomamente il proprio servizio di distribuzione dell'acqua, comuni cosiddetti ribelli, tra questi Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita del Belice, Santo Stefano Quisquina, e anche Bivona, che per tramite del suo sindaco Milko Cinà esprime la sua soddisfazione. Cinà si sofferma anche su come il Paese sta vivendo il problema del coronavirus, lanciando l'ennesimo appello ai cittadini di restare a casa in vista delle prossime festività pasquali. Oggi vi voglio dare una bella notizia. Capisco che ai tempi del coronavirus siamo tutti concentrati in questo ormai difficile problema, però è giusto parlare anche di altro e rappresentare quelli che sono i provvedimenti importanti che ci interessano. Ho ricevuto una nota da parte dell'ATI di Agrigento che ci dà la possibilità di continuare a gestire direttamente le nostre risorse idriche, con i nostri fontanieri, facendoci noi la tariffa. Quindi da domani non ci sarà più la spada di Damocle che ha avuto per tanti anni questa comunità del commissario che si insedia al comune per toglierci le reti, delle società private che vogliono impadronirsi delle nostre reti e della nostra gestione. È un traguardo importante, un traguardo non scontato, perché in questi anni si è lavorato veramente tanto per arrivare a questo, ed è un traguardo che voglio condividere con tutti i bivonesi che ci hanno creduto, con tutte le amministrazioni che si sono succedute e hanno fatto queste battaglie. Oggi però gli 8 comuni beneficiari di questo provvedimento devono adempiere a delle prescrizioni che ci hanno dato. E dobbiamo essere bravi a farlo, e lo faremo attraverso i misuratori, attraverso l'impianto del depuratore, sta arrivando il decreto e avvieremo immediatamente i lavori attraverso la tariffa che faremo noi come Comune di Bivona. Ritengo essere un risultato straordinario, un risultato storico per la nostra comunità e per le comunità che ne stanno beneficiando. Accanto a questo, come componente del consiglio direttivo dell'ATI, abbiamo lavorato in questi 2 anni affinché non solo noi, 8 comuni che stanno avendo questo beneficio, possono gestire direttamente le proprie risorse in maniera economica, efficiente ed efficace, ma anche gli altri comuni della provincia di Agrigento si sta lavorando su questo e l'abbiamo fatto instancabilmente, debbono avere una tariffa che sia giusta, una gestione pubblica dell'acqua, e si sta arrivando anche a questo. Noi lo faremo in forma diretta accanto agli altri 7 comuni, dobbiamo adempiere alle prescrizioni che ci hanno dato, e questo lo faremo nell'immediato. Quindi era questo l'importante risultato, ritenevo giusto comunicarvelo. Sul fronte invece del coronavirus volevo comunicare a tutti voi che si sta procedendo a fare i tamponi, a tutte le persone che stanno uscendo dall'isolamento obbligatorio, come previsto dall'ordinanza del Presidente Musumeci, la numero 7. Quindi la situazione è sotto controllo, è monitorata. Un appello faccio a tutti i cittadini, visto che si stanno avvicinando le festività di Pasqua e Pasquetta. Vi prego, non rendiamo vano il sacrificio che abbiamo fatto in queste settimane. Siamo stati una comunità matura, una comunità seria, una comunità responsabile. Non vanifichiamo tutto quello che abbiamo fatto. Ringrazio ancora tutti voi per aver rispettato quelle che sono le direttive, e grazie per il grande contributo che ognuno di voi ha dato a questa comunità, e vi auguro una buona giornata.